Eccoci puntuali come sempre all'appuntamento consueto con la rubrica Family Salute e Benessere. Oggi salutiamo la dottoressa Beatrice Del Frate che è ritornata a trovarci. La dottoressa Beatrice Del Frate è direttore del servizio Sistemi Informativi e Privacy della Direzione Regionale della Salute Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere tornata con noi. Buongiorno, grazie per l'invito. È un piacere averla qui anche perché nella puntata precedente ci siamo lasciate, mentre lei ci stava parlando, praticamente abbiamo chiuso la trasmissione parlando del Piano Nazionale di Resilienza, quindi come influisce anche per quanto riguarda l'organizzazione dal punto di vista sanitario. Quindi, tra l'altro lei si occuperà, no, anche di questi aspetti a livello regionale. Certo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una grande opportunità e anche una grande sfida. Dura pochi anni, perché 5 anni sono pochi per pensare a una digitalizzazione spinta, però siamo pronti per questa impresa. Per quanto riguarda la parte di digitalizzazione in sanità, si occuperà del fascicolo sanitario elettronico nazionale e della telemedicina a livello nazionale, due punti molto importanti per quanto riguarda l'informazione digitale in sanità, in quanto da una parte ci consente di avere la visibilità dei propri dati sanitari non solo a livello regionale ma a livello nazionale. Dall'altra parte consente di utilizzare delle nuove tecnologie di cura, quale la telemedicina, che permetterà di approcciare la cura del paziente in remoto, come si suol dire adesso, ossia attraverso degli schermi, delle televisite, dei telemonitoraggi che consentono di rilevare lo stato di salute delle persone e di tenerle molto più monitorate, non dovendo far arrivare la persona direttamente in struttura ogni volta che c'è bisogno. Quindi io credo che sarà veramente una grossa sfida, però una grande opportunità che ci viene data e che dobbiamo cogliere. Ecco, a che punto siamo con l'organizzazione? Perché state mettendo, no, in sistema un po' il tutto, state organizzando il tutto per essere pronti? C'è una regia nazionale, per cui noi sottostiamo delle regole nazionali di predisposizione di tutta la programmazione. Per cui adesso abbiamo appena concluso la rilevazione di tutte le attività che intenderemo fare e quindi sono al vaglio del Ministero. A questo punto, una volta che vengono valutate positivamente, potremo incominciare a lavorare proprio con l'individuazione di tutta una serie di tecnologie necessarie per poi avviarle in tutte le aziende sanitarie. Quindi siamo ai blocchi di partenza, ma questa partenza iniziale è fondamentale proprio per attivare un percorso il più strutturato e organizzato possibile. È una bella sfida, avrà tanto lavoro. Sì, in effetti ci sarà molto da lavorare e anche da parte delle aziende sanitarie ci dovrà essere un grosso impegno, perché tutto quello che verrà deciso a livello nazionale e regionale dovrà essere impostato all'interno delle aziende sanitarie, quindi saremo veramente molto impegnati. Ma anche dal punto di vista della preparazione stessa delle persone, perché non è un argomento facile da coordinare, da mettere insieme, no? In effetti questa digitalizzazione spinta porta ad evidenziare delle gravi carenze di conoscenze tecnologiche da parte delle persone. C'è stata un'esplosione esponenziale dell'utilizzo degli strumenti in questi 2 anni proprio perché non ci si poteva muovere da casa. C'è bisogno di tanta formazione a tutti i livelli, da chi già utilizza gli strumenti, proprio per una formazione relativa all'evoluzione degli strumenti, ma anche al semplice cittadino che si trova ad affrontare adesso tutta una serie di strumenti digitali che fino a pochi mesi fa non conosceva. Senta, ritorniamo un attimo anche su argomenti che abbiamo trattato sempre nella puntata precedente. Abbiamo parlato di Sesamo, a che cosa serve, abbiamo parlato del fascicolo sanitario. Andiamo a spiegare ai telespettatori, che così facciamo cosa utile anche dal punto di vista pratico.
come si fa ad accedere? Che cosa si deve fare? Certo, allora la Sesamo è la piattaforma della sanità digitale del Friuli Venezia Giulia, all'interno del quale troviamo il fascicolo sanitario elettronico. In Sesamo abbiamo dei servizi FAST, che sono dei servizi il cui accesso avviene senza nessuna autorizzazione. Il fascicolo sanitario elettronico, all'interno del quale si può accedere attraverso una individuazione a livello 3, cioè un livello di abilitazione a livello 3, che può essere lo SPID, ossia il servizio pubblico di identità digitale, che è lo strumento di accesso a tutti i portali della pubblica amministrazione. Del quale però i cittadini, non tutti i cittadini si sono dotati. Non tutti i cittadini si sono dotati, ma ci saranno dei momenti all'interno delle aziende sanitarie in cui daremo la possibilità di poter fare lo SPID all'interno delle aziende sanitarie. Sono delle attività che sono state decise a livello nazionale e noi abbiamo aderito. Di conseguenza, in questo modo cercheremo di avvicinare di più la cittadinanza a questo nuovo strumento. Oppure c'è la carta d'identità digitale, che anche questa viene utilizzata per l'accesso unico all'interno del fascicolo. Oppure la carta regionale dei servizi, che è la tessera sanitaria che noi usiamo quotidianamente, opportunamente attivata presso gli sportelli dell'azienda sanitaria. Questi sono i 3 strumenti che ci consentono di entrare nel fascicolo. Per entrare in Sesamo invece si può accedere tranquillamente senza nessuna autorizzazione. Ecco, appunto, per avere indicazioni, quindi lì se uno vuole avere delle indicazioni accede tranquillamente senza alcun problema, anche perché per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico ci sono chiaramente problemi di privacy, perché c'è dentro tutto quello che ci riguarda, infatti, tutto per quello lo stato di salute nostro, c'è tutto, e quindi c'è il rischio che qualcun altro entri al nostro posto e quindi veda quella che è la nostra situazione, no? Infatti per questo il livello di abilitazione è un livello 2, è un livello molto alto, proprio per evitare degli accessi indesiderati sul fascicolo. Su Sesamo invece potremo entrare per vedere ad esempio gli orari delle guardie mediche, come gli orari delle farmacie, sono evidenziati e geolocalizzati sulla mappa del Friuli Venezia Giulia, sia le farmacie che le guardie mediche che il pronto soccorso, proprio per dare una indicazione puntuale di dove si trovano, di quali sono i numeri di telefono e gli orari di apertura. Oppure c'è la possibilità di vedere quali sono le strutture residenziali per anziani, che sappiamo che in questi ultimi anni sono molto utilizzate, quindi avere la visibilità della tipologia di struttura, di quanti posti sono disponibili ed eventualmente anche informazioni sulle tariffe, questo potrebbe essere una cosa interessante. Interessante è anche avere la possibilità di guardare il bugiardino, il famoso bugiardino del farmaco, quindi c'è una funzione dove si digita il nome del farmaco, si riesce a fare. C'è l'indicazione le indicazioni dell'utilizzo del farmaco, il prezzo medio e quindi la possibilità di capire meglio cosa sta scritto all'interno di questi documenti. Senta, mi tolga una curiosità, la carta regionale dei servizi viene utilizzata troppo poco? Perché avrebbe tante funzioni, no? Però non viene utilizzata come si dovrebbe. La carta regionale questa dei è la servizi, sensazione, no? Sicuramente, perché ci sono altri portali che non sono necessariamente di sanità, ma sono portali di pubblica amministrazione dove si può accedere attraverso la carta. Ci possono essere 2 motivazioni. La prima, bisogna attivarla, quindi bisogna andare fisicamente presso uno sportello, anche uno sportello URP, anche l'URP della regione, per attivare la carta. Poi bisogna avere un lettore. Non sono quelle carte nuove come le carte di credito, sono carte che devono essere inserite in un lettore e il lettore deve essere collegato ad un PC.
Visto che ultimamente gli strumenti tecnologici si stanno evolvendo, allora si parla di tablet o di smartphone o di sistemi che non sono necessariamente dei PC, è chiaro che l'utilizzo della carta andrà sempre più scemando e invece si utilizzeranno la CE piuttosto che lo SPID per accedere a questi servizi attraverso strumenti più mobile, come si dice adesso. Bene, io non posso fare altro che ringraziarla per tutte queste spiegazioni, per averci dato indicazioni molto utili ai nostri telespettatori, anche per capire un po' di più come funzionano, no? determinati servizi e anche per invogliarci a essere un pochino più digitali. Sicuramente nei prossimi anni dovremo esserlo, altrimenti rimaniamo veramente tagliati fuori da tutta una serie di opportunità, perché essere digitale è anche un'opportunità per accedere, come in questo caso, al nostro fascicolo e alle informazioni nostre. Poi sicuramente il fatto di essere digitale ti consente anche di essere più social, come dicono adesso, e confrontarsi anche con le altre persone. Meglio confrontarsi di persona in Sicuramente. questo caso. Bene, grazie alla dottoressa Beatrice Del Frate, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. Noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora, alle 13:15. Arrivederci.